Paolo Rovis. Sì, io credo che qualsiasi vicino di casa abbia il diritto di chiedere informazioni, abbia il diritto di essere informato, di capire che cosa sta facendo il suo vicino, e questo credo vada nell'ottica di una civile e sana convivenza. Ritengo inaccettabile invece che un vicino di casa possa mettere dei veti su quelle che sono delle strategie di approvvigionamento energetico di uno Stato sovrano, di uno Stato nazionale qual è l'Italia. Quindi attacchi, ancor peggio se portati poi in sede pubblica, quindi anche al di fuori dei canali ufficiali di comunicazione, al di fuori dei canali diplomatici, da parte, ripeto, di uno Stato della Comunità Europea e di uno Stato per noi confinante, io ritengo siano davvero inaccettabili. Si è sempre dimostrati disponibili a dare tutte le informazioni del caso, laddove richiesti. Il rigassificatore è un impianto che il Governo nazionale ha assentito a fare nel sito di Zaule, peraltro un sito ad alto tasso di inquinamento, quindi che verrebbe così bonificato. C'è un favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, c'è un orientamento favorevole in questo caso sia dei partiti che fanno riferimento al centrodestra e quindi sostengono la giunta comunale, e anche, devo dire, del PD, che non si è espresso contrario, anzi si è espresso favorevole alla lei le ragioni occulte vere che si debbono dire in piazza, le ragioni vere di questa opposizione del governo? Le ragioni vere non sono quelle ambientali, come qualcuno piace credere o far credere. Le ragioni vere sono semplicemente di mera e pura natura economica. Qui c'è soldi come sempre. Cioè, soldi come sempre. come? C'è la paura della concorrenza del rigassificatore a Trieste, perché farebbe concorrenza in termini di approvvigionamento ad altri tipi di infrastrutture. Penso ad esempio a un gasdotto della Gazprom che potrebbe passare attraverso il territorio sloveno e che forse non passerebbe più, non avrebbe più motivo di passare laddove ci fosse un rigassificatore nel Golfo a Trieste. Se non passano tubi, se non passano gasdotti, significa che il governo sloveno e la Slovenia non incassa i soldi per far passare queste infrastrutture sul proprio territorio, quindi meno introiti da parte della Slovenia. Non credo, e nessuno può credere, a meno che non sia un ingenuo, alle motivazioni ambientaliste, ma perché? Perché semplicemente a 70 km in linea d'aria, 70 km in linea d'aria sono un secondo, da Trieste, dai confini italiani, c'è in piena funzione la centrale nucleare di Krško in Slovenia, costruita senza chiedere permesso a nessuno, continua a lavorare senza chiedere permesso a nessuno, e anzi anche arrabbiano se qualcuno glielo fa notare, perché dicono questo fa parte del nostro territorio, eccetera. Allora, due pesi, due misure, è una partita sulla quale chiaramente non ci stiamo. Bene.